al via la terza corsa del convegno. 1 Tommy Gianvito D'Ambruoso, 2 Teseo Gas Lorenzo Baldi, 3 Orfeo Jet Antonio Esposito, 4 Picasso LL Roberto Vecchione, 5 Tango Quick Antonio Greppi. In seconda fila 7 Tax Griff Vincenzo D'Alessandro Junior, 8 Stiaccino Jet Gabriele Gelormini, 9 Roxy Viking Marco Stefani, 10 Splendeur Joyeuse Salvatore Cintura Junior. 5 in prima fila, 4 in seconda, la macchina che entra nella retta delle tribune, gradualmente va in accelerazione e stacca con Orfeo Jet che come prevedibile prende l'iniziativa, svelto all'esterno anche Picasso LL, mentre ha sbagliato Tax Griff. Orfeo al comando di rincalzo Tommy, al largo Picasso, poi lungo lo steccato Stiaccino Jet che ha conquistato la terza posizione alla corda lanciando bene dalla seconda fila. Quarto allo steccato è Teseo Gas, poi sposta Roxy Viking. Intanto i 200 iniziali sono andati via in 14,5. A questo punto Orfeo Jet tira i remi in barca, il ritmo si fa molto blando, il passaggio ai primi 400 metri è in 31 con 16,1 di seconda frazione, e allora viene via in terza ruota Splendeur Joyeuse, risale tutto il gruppo, punta su battistrada quando si va verso il completamento dei primi 600 metri. Orfeo al comando, Splendeur che incalza, in corda c'è sempre Tommy davanti a Stiaccino, poi Picasso. Siamo al passaggio di fronte alle tribune con Orfeo che ha sempre a ridosso Splendeur Joyeuse, in corda Tommy, poi Stiaccino, ancora Picasso sul quale muove Teseo Gas, quindi Tax Griff, Tango Quick, Roxy Viking. Penultima curva dopo 800 in 1 minuto e 9 decimi, 31 il primo quarto, 29 e 9 il secondo. Adesso si va al passaggio del primo chilometro, lo schema è quello, Orfeo davanti, Splendeur a far pressing, ma ora c'è anche Stiaccino che lascia la corda e va a rilevare la schiena di Splendeur che è richiesto per impegnare Orfeo Jet. Mancano poco più di 400 alla conclusione con Orfeo al comando, Splendeur che staziona lì, non va né avanti né indietro, in corda c'è sempre Tommy, al largo Stiaccino, poi provano a avvicinarsi anche Teseo Gas e Tax Griff, davanti sembrano un po' stanchini. Orfeo alla corda, Splendeur che attacca di dentro Tommy, in terza Stiaccino, più al largo Tax Griff, a contatto Teseo, in vantaggio ancora Orfeo. Orfeo al comando, attacca Splendeur, interviene Stiaccino, Splendeur e Stiaccino in lotta, e sul palo Stiaccino su Splendeur per il terzo, sono vicini Tommy e Orfeo, e direi che questa l'ha proprio pennellata Gabriele Gelormini, perché ha scoperto Stiaccino solo negli ultimi 150 metri per uno spunto solo, secco. Rimonta all'esterno Splendeur che ha lottato come un leone, ma alla fine non può niente contro il finale di Stiaccino Jet. Così Stiaccino al primo, Splendeur al secondo posto, poi all'interno Tommy su Orfeo Jet, e poi il quintino lo prende ancora una volta Antonio Greppi con Tango Quick. Ecco ancora una volta la curva conclusiva, Orfeo che un pochino si ribella, arriva un po' stanco, vedete, con la testa fa cenno, di dentro si butta a Tommy, al largo Splendeur che insiste, in terza scatta Stiaccino con Gabriele Gelormini, e nel finale Stiaccino che batte il generosissimo Splendeur Joyeuse. Eccole ancora una volta le immagini, il tempo dovrebbe essere intorno all'1:15 e mezzo. Io ho 2:1 e mezzo sul cronometro, quindi 2:1 e 4 considerando il parzialino iniziale, sarà 15 e mezzo, 15 e 6. La vittoria per Stiaccino Jet con Gabriele Gelormini, training di Giuseppe Citarella, e i colori sono della signora Anna Fiorina Fiorentino.